I carabinieri della caserma Biagio Pistone di Agrigento, con il comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio e il comandante della compagnia capitano Anna Maria Putortì, sono stati degli ottimi padroni di casa, intrattenendosi con i vari ospiti che hanno accolto l'invito del FAI a visitare lo storico edificio sede del comando provinciale dell'Arma. Soprattutto sono stati i ragazzi delle scuole a dimostrare interesse e curiosità per il lavoro che i carabinieri svolgono ogni giorno. Particolare attenzione è stata dedicata alla gazzella del radiomobile e agli strumenti in dotazione all'equipaggio. Al secondo piano della caserma è stato possibile visitare il museo storico dove è custodita la pagella di Carlo Alberto Dalla Chiesa, alunno del ginnasio Empedocle quando il papà romano comandava il gruppo Carabinieri Reali di Agrigento. Tra i cimeli anche un binocolo e un registratore utilizzati per le indagini dal maresciallo Giuliano Guazzelli, ucciso dalla mafia nel 1992. Interessanti anche due anfore di produzione africana rinvenute nel 2004 a Lampedusa e custodite nella stanza del comandante provinciale. Vanno citati per l'occasione il raggruppamento Biodiversità, che ha allestito un proprio stand, e quello per la tutela del patrimonio culturale. Due giornate interessanti, insomma, rese possibili dalla collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il FAI di Agrigento. Comandante, oggi le scolaresche in caserma grazie al FAI, ma c'è tanto da vedere, soprattutto il museo dell'Arma. Sì, sono due giornate molto intense, aperte ai giovani, ma anche ai cittadini, ai turisti di Agrigento. La caserma del comando provinciale, grazie alla collaborazione con il FAI, rimarrà aperta per oggi, sabato e domani per tutta la giornata. E quindi sono già in corso le visite. Questi sono allievi di un liceo scientifico di Agrigento e sono incuriositi un po' dalle attività che stiamo cercando di raccontare attraverso l'esposizione dei nostri mezzi, attraverso questi stand. Il controllo del territorio, così come la tutela del patrimonio culturale, la tutela della biodiversità. In più abbiamo allestito anche una sala per allargare questa visita a una dimensione social, dove i ragazzi possono vedere i video Instagram che l'Arma propone sulla propria pagina. E quindi è una visita assolutamente ricca che è aperta non solo a loro ma a tutti i cittadini di Agrigento che aspettiamo. E al museo ci sono reperti che riguardano anche il maresciallo Guazzelli? Sì, abbiamo allestito una piccola sala in cui sono raccolti alcuni strumenti, alcuni dispositivi che sono stati usati negli anni, dalle macchine da scrivere alle radio più antiche, e sicuramente suscitano la curiosità dei cittadini e dei più giovani. Ecco, una visita indimenticabile per i ragazzi sicuramente. Lo speriamo, ci stiamo impegnando.